Dopo 20 giorni di stop riparte la Serie A Unipol, come qui al Palamangano, dove Givova e Humana Reyer si giocano 2 punti pesantissimi. Kabengele conduce e va a trovare Jordan Parks. Maxuni che è entrato in campo, il finlandese, e ora può attaccare Ennis, finta, gran difesa, Maxuni di tabella, canestrissimo per aprire la partita. Cameriere di Maxuni. Ora Maxuni trova Federico Miaschi, che è in un grande momento di forma. Moretti, ancora Tessitori, ancora a giocare a 2 e Moretti alla fine resiste al contatto. Casarin, scarico, Sims, comodo dall'arco. Gruder, palla difficile, 2 punti facili invece per il contropiede di Andrea Cinciarini, che fa di nuovo -6. Cinciarini, Casarin resta lì, scarico fuori, Pinkins si mette in ritmo, side step e tripla. Splendida giocata di Ennis. Intanto Rob Gray, eccolo lì il bomber. Jovanovic la perde, rubata di Whittle, che poi segna e subisce il fallo. Sappiamo che Scafati uscirà in questo secondo tempo con la rabbia, con la fame della vittoria. Noi dobbiamo essere pronti, combattere e migliorare in difesa per vincere. Gray che rimane dietro a Parks, si alza Kabengele. C'è una tripla comoda per Wilcher, che mette a posto i piedi le righe della palla e non sbaglia, ed eccole le triple veneziane che arrivano. Rob Gray, arresto incredibile, tiro incredibile. Adesso servono anche cose più difficili. Qui Wilcher, un'avventura, errore, ma Tessitori prende il rimbalzo e segna. Maxuni esce, attacca, molto bravo, non chiude il palleggio e ancora 5 punti in un attimo. Logo tripla, Maxuni! Mamma mia, il sorpasso della Givova da 8 metri e mezzo. Mentre qui l'attacco, il primo del quarto periodo. Sims, 2 punti di margine, 8 minuti da giocare. Sale Sims a bloccare. Ennis punta Pinkins, che si è girato nel frattempo e non può far più nulla. Partenza di Gray, buona difesa di Casarin, poi Maxuni finta, si stacca McGruder e ancora non sbaglia mai Maxuni da 3 punti per il -3. Tiro importantissimo che Pinkins manda a bersaglio. Il pubblico vuole l'1 contro 1 di Rob Gray. Vediamo la finta, la palla arriva, Pinkins finta, sbaglia ma corregge. 1 su 1 ai liberi, questo sarebbe fondamentale per dare un possesso pieno. E va a segno anche questo, 84-81. Maxuni, finta, palleggio, resto e tiro, il Parks commette fallo. Finlandese fa 3 su 3. 84 pari, Ennis per vincere, stoppato da Eni, in palla fuori, Sims da 3, airball, rimbalzo di Parks, non va! E adesso Maxuni si erge a eroe della serata dopo i liberi del pareggio.
parte Cicciarini, arresto, palla lasciata lì, Sorokas la raccoglie e alla fine va da Tyler Ennis, giocano a due loro, Ennis, Sorokas è lì, Ennis di qualità, gli tira sotto la spalla, appoggio al vetro, magico, 93-92. Arriva Miaschi, la prende contro Parks che è a distanza, Miaschi lunga la tripla, tap out, ancora Miaschi che va sul ferro, lotta Pinkins, finisce qui, vince l'Umana Reyer Venezia 96-92. Keep playing, obviously playing a team with a lot of fight, tough place to play. First game back after the break, so we got some things to figure out. As the game went on, we figured them out. And in this league, any win is a good win, so we'll take it.